C'è stata anche Favara e Ioppolo Giangaxio ieri sera nella puntata inaugurale della trasmissione televisiva Io Canto Senior in onda su Canale 5 e condotta da Gerry Scotti. La trasmissione che vede per protagonisti cantanti dilettanti, senior appunto, ha avuto la presenza di Pino Minio, un imprenditore di Favara con il pallino della musica, come d'altronde la sua famiglia. Ricordiamo è fratello di Lia Minio, la direttrice e la coach dell'Accademia Palladium. Pino Minio è stato il secondo ad esibirsi e ha subito incantato pubblico e giuria con l'esibizione di una bella canzone di Joe Cocker. Visibilmente emozionato, come ha detto lo stesso Gerry Scotti, ha comunque conquistato il pubblico e la giuria per la sua eccezionale voce. Ha avuto anche il piacere di duettare con Lola Ponce, è proprio lì che la giuria lo ha innalzato, raggiungendo il quinto posto assoluto nella classifica della prima serata. Durante la piccola intervista fatta da Gerry Scotti si è avuto anche modo di parlare di Favara e anche della sua attuale residenza, Ioppolo Giangaxio. Insomma, una bella serata che porta ancora in risalto le tante eccellenze che il nostro territorio ha, in questo caso la voce di Pino Minio. Ascoltiamola.